Ecco, così almeno ci si sente. Ignazio, non te lo devi mangiare. Lo vediamo. Allora, vediamo. io ti ripresento. Tu, oltre a essere un artista bravissimo della pirografia, che poi ci spiegherai che cos'è. Che meraviglia. Tu sei anche un attore, ma anche un comico cabarettista, giusto? Sì, diciamo sì, avevo iniziato 8-9 anni fa a fare Sì. parettista per caso. Ok. Qui a Perugia c'era uno spettacolo tipo Colorado, tipo Zeri, dove partecipavano comici nazionali. Sì? Sì, no. Ci sentiamo, ci sentiamo. Ti sentiamo, stiamo cercando di sistemare la tua voce, l'audio che così arriva meglio. Puoi parlare, Ignazio? Mi senti? Mi senti? Sì. Ok. Allora, 8-9 anni fa ho telefonato a uno spettacolo che si chiamava L'altro giovedì. Mhm. Praticamente che è successo? Che presentava Daniele Riceva. Io non conoscevo questa persona, ma lo volevo provare. E allora ho telefonato dicendogli che volevo partecipare e lui ha detto ma tu cosa sai fare? Cioè, io non so fare niente. Allora, poi Tipo così, alla siciliana. sì. Ho Bravo. partecipato e poi sono venuto a scoprire che Daniele Riceva è uno dei più grandi autori di comici italiani. Parliamo di Gene Gnocchi, di Pulci, di Fighi d'India e uno degli ultimi è Alberto Farina che sta girando l'Italia col suo spettacolo. Bravo. E così ho iniziato a fare La tua spettacoli. carriera di cabaret. Mi hanno chiamato su Umbria TV con Francesco Conte, un grandissimo autore, cantante e musicista. Mhm. E lì ho fatto più o meno 3 anni su Umbria TV. Poi ho fatto anche un Got Talent qui a Perugia, poi si è fermato tutto perché per via del Covid. Ah. E poi dopo il Covid abbiamo iniziato a fare qualcosa. Bene. Ho partecipato. So che hai partecipato ad un festival a Fiuggia. Sì? C'è stato un C'è festival stato del- anche un riconoscimento, no, molto importante. Ce lo vuoi raccontare? Ne vogliamo parlare? Festival? Non ho capito, non ho sentito. Hai partecipato a un festival, al festival di Fiuggia cinematografico? Ah, sì, ieri, sì. Devo ringraziare Ancora Cinematografica per avermi selezionato come artista emergente. Ah, quindi la tua premiazione è stata come artista o come attore? Tutte e due, è un premio speciale per attori, cabarettisti, per quello che hanno fatto fino adesso. Ho capito. Però tu, oltre a essere artista, attore, cabarettista, tu ti occupi anche di pirografia. Ne vogliamo parlare? Che cos'è? Sì, anche questa è nata per caso perché io quasi sono nato pure io per caso. Perché Sei nato per mi chiamano tutto caso. per caso. Ma poi ci devi spiegare perché ti fai chiamare un tipo strano. Sì, poi lo spieghiamo perché io ci tengo tantissimo a questa cosa qui, specialmente a quelli che mi hanno ispirato. Chi Allora, sono? Chi sono intanto? Rispondi a questa domanda. Calandra, I fratelli Calandra. Calandra e Calandra, che i miei guri, io li chiamo i miei guri. Sì, ok, andiamo alla domanda di precedente. Della pirografia. Della Sì, un pirografia, giorno esatto. Stavo saldando un filo su una tavoletta di legno per non far bruciare il tavolo. Mi è caduto il saldatore sulla tavola e da lì ha emanato vapore che mi ha fatto ricordare la mia infanzia. Infatti mio papà era falegname, Ah, quindi disegnava le cucine, le porte, tutta questa roba qui e poi con ferro caldo, che ancora non esistevano i pirografi, sì. un ferro caldo incideva di più il legno e quindi venivano fuori una specie di disegno 3D. Quindi tutto naturale, ma il pirografo naturale, è una sì. penna, Poi- è una penna. Cioè il pirografo No, è Allora, è una pirografo fiamma, è una cosa, fiamma, Sì, ma il attraverso ad una pirografo è- penna, allora, come è composta? Se tu pensi Per a chi un non lo saldatore- sa. Facciamolo parlare, facciamolo parlare. Se tu pensi a un saldatore, è un saldatore, solo che la punta è di ottone e aumenta i gradi fino anche a tanto, cioè Ho capito. Certo, è certo, molto certo. più, sì, da 40, 100, 200 gradi. Facciamo Con quello facciamo lì- finta che è un saldatore È un praticamente. saldatore. Sì, cioè, ha la forma di un saldatore, sì. Esatto. Che poi si divide a saldatore e punta, diciamo, Certo. o Sì. saldatore a filo. Ah, Saldatore a ok. filo è quello per fare i piccoli, gli occhi, le miniature.
Invece quello più grande lo uso per fare i capelli. Vabbè, lei, dottor Pirillo, non c'ha bisogno dei capelli. No, Pirillo non ha capelli. Ancora dottore non sono, Allora, Ignazio, ma tu ti basi solo alla pittura del personaggio oppure ti disegni anche altre cose, tipo oggetti, Allora, io, paesaggi? io sono un cinefilo. Cioè? Io seguo tutto il cinema, la televisione, il Cinefilo? teatro, tutto quello che fa lì. Quindi mi sono ispirato a tutto quello dello spettacolo. I miei primi quadri li ho fatti ispirandomi Sì. al film di Raoul Bova, Ah, Francesco, e questo qui è in esposizione nella redazione di San Francesco di Assisi, mhm. dove fanno il giornale. È una rivista internazionale. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Sì, vediamo se riusciamo. Sì. Che non mi sa che abbiamo anche attenzione. sistemato pure l'audio, Allora, forse. beh, piano Allora, piano. questo- Prego. Questa è la rivista. Praticamente allontanano un è stato messo pochettino. sulla rivista, sì, nel 2021, a marzo 2021. Sì. Viene un po' spagato. Bene, comunque complimenti per tutto quello che fai, Ignazio, perché lo fai con passione, per cui riesci Sì, a fare sì. l'attore, a fare il Se non comico. c'è la passione non si riesce a fare queste cose. Assolutamente sì. Allora, Ignazio, qui il collegamento veramente oggi è proprio fastidioso, però ti assicuro che la prossima volta Ci che... vediamo di persona e ci parliamo. Sì, ma ti faremo un'intervista di persona, Certo. almeno così Sì, certo. possiamo chiacchierare di più e tu Esatto, spiegarci esatto. tante altre cose riguardo non solo alla tua arte ma anche al tuo cabaret, magari farai qualche battuta. Certo, assolutamente. sì. Senti, ci fai qualche battuta in siciliano, perché Ecco. sei un tipo strano e vogliamo sapere il tuo siciliano. Il siciliano del Postrano è nato strano per caso, anche quello, perché praticamente da una canzone dei Calandra e Calandra, siciliano tipo strano, e nella mia vita ne ho fatte tante cose strane. Ad esempio, cioè, se io devo fare uno spettacolo, potrei anche fare lo spettacolo su di me parlando di cose vere. Ad esempio, io Quindi dovevo... drammatizzando. Mi sentite? Sì. Sì, ti sentiamo. Nel 2021, allora che è successo? Mia mamma, le mamme siciliane fa, ma ancora non ti hanno chiamato, ma porca miseria, erano passati 2 o 3 anni dalla visita. Allora vado in capitaneria perché io dovevo fare il militare di marina. Mhm. Che è successo? Le faccio, capitano, guarda che io ancora la chiamata non l'ho ricevuta. Ma quando mai? Quando mai? È non possibile, perché noi non sbagliamo mai. Cioè, ma non è impossibile, che però io non l'ho ricevuta. Va a cercare sui registri della Marina e risulta che io facevo il militare. Infatti strano, tu non c'eri. Sì. Allora io sono nato il 18/8/66 e mio cugino è nato nel 68, Ignazio Signorio del 68, quindi lui si è arruolato volontario in marina e risultava che praticamente mi hanno messo il nome suo, capito? Sì, Cioè sì. le cose strane della vita è così. Allora è nato così sta cosa. Sì, è Certo. nato così. Allora, Bene. Ignazio, noi ti dobbiamo lasciare per motivi appunto di tempo, Va abbiamo bene. la pubblicità che incombe Ti e... potevo fare vedere una cosa? Dimmi. Sì. Ah, un tipo Ah, siciliano. siciliano un tipo strano. Siciliano, un E poi c'è tipo strano. E poi c'è quello di ieri, dai. Esatto, Ah, bravo, che complimenti. bello. L'Oscar che ti è stato Auguri, appunto auguri. riconosciuto. Ti facciamo tanti auguri, Ignazio. Noi ti aspettiamo in Sicilia, va bene? Sì. Va bene. Ti Ok. aspettiamo presto. A presto. Va bene. Ti ciao, sto salutando, ciao. mi vedi? Mi Ciao, vedi che Piero, ti ciao sto... Francesca. Ciao, Salutoni, salutoni. Ciao, ti sto Ciao, salutando. ciao. Ciao. Benissimo, allora possiamo chiudere Il il collegamento con Sì. Ignazio, davvero una persona Un molto, tipo molto... strano. È un tipo strano, Sì, però sì. simpaticissimo. Però simpatico. Veramente Non molto, vedo l'ora molto di conoscerlo simpatico. almeno di presenza. Certo, sicuramente. Anche perché lui sarà nella Sicuramente. serata che organizzeremo, che stiamo organizzando il 18 luglio. Esatto, come personaggio, come siciliano strano. Sarà il Il comico... 18 agosto, scusate, il 18 agosto, sì, io allora, vado... Francesca, Sì. siamo arrivati veramente alla pubblicità. Adesso mandiamo la pubblicità e poi c'è un bellissimo brano di Christopher Cross, Va Sailing. bene. Lo conosci? E poi abbiamo un altro collegamento. E poi abbiamo un altro collegamento. Via la pubblicità.